E quello di cui parlerò io in tutti questi 9 incontri sarà proprio qualcosa che ha a che fare con la connessione col territorio. Tra l'altro, prima di iniziare, chi è che ha visto oggi, ha alzato gli occhi e ha guardato in fondo all'orizzonte in quella direzione? Io prima. Vedendo, tanto stamattina che c'era un bel vento da nord probabilmente, perché era tutto quanto libero, e si vedevano tutte le montagne nevate. Non so quanti di voi conoscano quelle montagne che si vedono all'orizzonte. Da qua si vede il Pelmo, da qua si vede la Marmolada, da qua si vede oltre il Monte Grappa, che è uno dei primi che tu incontri. E poi vedi i Monti Lessini, se ti alzi un po', vedi il Monte Baldo. Conoscete il Monte Baldo? Sapete dov'è? Il Monte Baldo è nel Veronese, si affaccia sul lago di Garda, quindi in realtà c'è più alto ti metti e più hai una visione del territorio intorno a te. Però tante volte noi non abbiamo il tempo di alzare lo sguardo e di guardare in fondo. Ecco, diciamo che questi 9 incontri io li dedico o cerco di stimolare, ecco, questo alzare lo sguardo e guardare un po' più in là. Una delle cose che ho fatto in vita mia è stata quella di studiare medicina tradizionale cinese. Mi sono diplomato in Cina e una delle modalità per trovare i punti dove inserire gli aghi o dove spingere con le dita è la modalità geografica. Quindi la geografia effettivamente può avere a che fare con l'esterno, ma anche con l'interno. E guardate la mia mano, vedete, se io faccio questo movimento, vedete che si crea una fessura, la vedete tutti, ok? Potete farlo anche qui, se voi piegate il braccio, qua viene fuori una fessura, ok? Queste, secondo la visione della medicina cinese, sono valli. Il malleolo esterno, Kundun, è la montagna sacra, viene chiamata. Questo invece è il grande mare, Cebu. Quindi c'è tutta una geografia del corpo. Quindi possiamo effettivamente come geografia trovare dei luoghi esterni, dei luoghi superficiali e anche dei luoghi interni. Ovviamente noi avendo gli occhi fuori, costantemente in fuori, non vediamo alcuni luoghi che stanno dentro. Ok? Però si parla di luoghi e si parla però anche di un ambiente, di una dimensione, diciamo. E ecco forse che cos'è effettivamente, come a me piace definire il sacro, effettivamente una dimensione che non è quella del mondo tangibile, reale, materiale, ma è di un mondo extraordinario, soprannaturale, cioè al di là dell'umano. E quindi è per quello che ho messo il sottotitolo così, dove il mondo fisico incontra quello della mente e dello spirito, perché sicuramente anche la testa c'è, ma c'è anche la pancia, ci sono anche i piedi, c'è la mandibola, eccetera, eccetera. E questa è una raffigurazione che originariamente è in bianco e nero, dove c'è quel tipo che nella didascalia viene definito come un sacerdote, un prete, che trova il punto in cui il cielo e la terra si toccano. Questa è la didascalia. E per me è un'immagine veramente che parla chiaramente di quello che noi andremo a parlare in tutte queste 9 serate. Voi vedete che questo personaggio fa capolino su un altro mondo, per quello mi piace molto la definizione di un ambiente, una dimensione, che però non è questa, è un luogo, il sacro, ma è al di là, è extraumano. E infatti vedete che la parte da dove lui esce fuori, cioè proviene, ci sono le casette lì in fondo, c'è l'albero, c'è la vegetazione, ha un orizzonte, c'è il sole, le stelle, la luna, c'è tutto quello che noi vediamo qua normalmente. Quando
sbuchi con la testolina dentro quest'altra dimensione, invece il mondo è completamente diverso. Allora lì veramente sembra di assistere o di vedere un'immagine di quelle che definiva Castaneda, non so se avete mai letto qualche libro di Carlos Castaneda, o di Huxley nelle porte della percezione, o dello stesso Albert Hoffman, quando casualmente, lui ha sempre raccontato, è l'inventore è lo scopritore della molecola dell'LSD, dell'acido lisergico. E quando la prima volta lui per errore dice che ne ingerisce un po', non si accorge di nulla finché in bicicletta tornando a casa vede il solito viale che lui faceva tutte le sere tornando a casa con gli alberi che si piegavano in bicicletta, e chiama il dottore. È divertentissimo quel racconto lì, andatelo a cercare. Poi siete mai stati in giro per i Collegani di notte? Ma io ve lo consiglio, è un'esperienza veramente formativa, ok? E ti prende proprio al sacro e senti una cosa che pompa lì, a un certo punto inizia a salire, eccetera eccetera. Non dico di trovarsi di fronte ai cinghiali, dico proprio farsi una camminata magari solitaria in mezzo al bosco l'estate o d'inverno. L'ho provato tutte quante, ti giuro che è una botta di energia incredibile. E mi sono sentito un po' come si doveva sentire l'uomo antico, io penso. Nessuno può stare senza certezza. E quindi una via per stare un po' più tranquillo, visto che l'ansiolitico ancora non l'avevano inventato, doveva trovarsi un minimo di risposta, un minimo di ancore di salvataggio. Anche perché se no, se tu non hai delle ancore di salvataggio, non riesci a vedere oltre una giornata o 2 o 3 giorni. Cioè voi pensate io programmo la mia vita, no? Per programmare la mia vita io ho bisogno di ancore, di schemi, di mappe mentali, quello che volete. Ecco, la geografia del sacro si occupa proprio di questo, cioè capire come dall'antichità si sono inventati questi schemi, chiamiamoli così, per capire quali potenze ci fossero dietro alla realtà, alla manifestazione della realtà, e come funzionavano queste potenze, e se era possibile riuscire a connettersi con queste potenze. Perché guardare al cielo? L'unica cosa che ha un ordine è il cielo. Non so appunto se alzate mai lo sguardo al cielo, a me piace di notte guardare le stelle, e vi assicuro che voi, se alzate gli occhi al cielo, a nord vedete sempre un pallino che sta fermo. Quello si chiama stella polare, ok? Quello è il centro attorno al quale tutta la volta celeste gira. Poi ci sono degli astri più grandi e degli astri che si muovono in maniera diversa, ma sono pochi però. Sono il Sole, la Luna e i 5 pianeti che noi riusciamo normalmente a vedere d'occhio nudo. Il resto è completamente in ordine. Cosmo, dal greco, vuol dire proprio ordine. E quindi è una garanzia, io mi posso ancorare a quell'ordine. Ecco cosa devono aver pensato gli antichi. Io mi posso ancorare a quell'ordine e vedere se riesco a portarlo giù in terra. Di quei 7 corpi celesti che si muovono, i più importanti ovviamente sono il Sole e la Luna, quelli che noi vediamo di più. La Luna continua a ingrassare e dimagrire, un giorno sorge di qua, un giorno sorge di là, poi tramonta di qua, tramonta di là. Sì, ha degli schemi abbastanza regolari, però sono lo stesso complicati. La cosa meno complicata da seguire in cielo è il Sole. Meno complicata fino a un certo punto, perché se noi guardiamo in pieno inverno, il 21 dicembre, vediamo il Sole che sorge lì a est,
quello lì all'est, lo vediamo che sorge tutta a destra. Invece in estate, il 21 giugno, noi vediamo il sole che sorge tutta a sinistra. Avete mai notato che il sole nell'arco dell'anno non è come la luna, però nell'arco dell'anno inizia a sorgere in maniera sempre diversa, cambia regolarmente, va verso nord, verso sud, verso nord, verso sud. Però è come se una forza lo mantenesse all'interno di una rotta, una strada ben precisa. Quindi più di questo punto non va mai a destra e più di questo punto a sinistra non va mai a sinistra. Questa regolarità nel movimento di questo astro enorme, che alla fin fine tutti quanti si rendono conto che è il motore della vita, perché sottoterra nel buio c'è la creazione, eccetera eccetera, poi parleremo anche di queste cose qua, ma se non arriva il sole le verdure, l'erba, la frutta non cresce e gli animali che la mangiano non arrivano e gli animali che mangiano quegli animali non arrivano, quindi non c'è movimento utile per la mia sopravvivenza fisica. Quindi l'uomo antico ha iniziato a vedere e a fare un primo grande schema di come si muoveva il mondo e quindi iniziò a notare appunto che al solstizio invernale il sole faceva un movimento, al solstizio estivo un altro e c'era un giorno a metà di questi due che era, che noi chiamiamo equinozio, dove il sole sorgeva e tramontava ai due punti cardinali est e ovest. Lo riconoscete? Io penso che la maggior parte di voi abbia visto qualche immagine di questo sito, no? Questo è Stonehenge, no? È il cerchio di pietra. Perché è stato costruito Stonehenge? Cioè, sapete com'è stato costruito e quanti anni ha quel posto lì? Allora, diciamo che il primo cerchio è stato fatto di pali di legno conficcati in terra e buche scavate in terra, in cerchio. Siamo intorno al 3100 a.C.